Bella raga, andiamo avanti con gli acquisti, sono le ultime cose, poi ne manca una che è in ritardo purtroppo e torniamo su Magic, ma prima abbiamo una piccola parentesi, ho preso GTA 3 Play 2 a 2 euro, lo volevo in questa versione, visto che c'è la versione che ho quella PC, eh, ma è digitale, quella come si dice, la Remastered Edition, poi ne ho una per Xbox, ma schifosa, ho preso questa a 2 euro, ripeto, il manuale è un po' rotto, ma non mi interessa sinceramente, il gioco va a posto e volevo anche questa versione di GTA 3 PlayStation 2. Benissimo, lo mettiamo qua. Poi che mi è arrivata una carta singola, dannazione, eccola qua, bella carta, trovata a 6 euro, quindi anche un bel prezzo, godo. Bene, e adesso ragazzi andiamo con il piatto forte. Magic the Gathering, The Lord of the Ring. Bundle Gift Edition ragazzi, questo è un bundle molto molto succoso e vediamo e speriamo di avere un po' di fortuna. Ormai l'anello è stato trovato, quindi questo non possiamo più trovarlo, però se ci sono delle carte che però possiamo trovare solo, porca miseria, peccato, si è leggermente rovinato, vaffancuore, che sfiga, oh. Come si dice, possiamo trovarlo e abbiamo una bustina diciamo speciale e chissà che magari non becchiamo proprio diciamo gli anelli quelli diciamo numerati, ecco. Bene, andiamo. Buono. Ok, qua abbiamo, se riusciamo, e sapete che le unboxing fanno parte di me. Oh, abbiamo Gandalfone, eccolo qua, bello come il sole di notte ragazzi. Bene, ecco, buono, molto good, questo lo mettiamo qua così. Qua abbiamo delle perfect per le 4 carte che sicuramente troviamo. Bene, perfetto, gitiamo, se no cazzo lo mettiamo là, ma ci porta fortuna. E qua andiamo. Pom, pom. Allora, cominciamo con il dado. No, ciao, già solo sto dado vale tutto. Un dado molto erotico, perfetto, un dado eccezionale. Buono, dado bellissimo. Poi abbiamo... qua abbiamo le terre, che ormai di terre, edizione degli anelli, tipo ne abbiamo 50.000. E qua abbiamo altre cose belle succose che vediamo subito. Collector Booster che lo apriamo alla fine ovviamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bustine belle succose. Qua abbiamo altre cavolate che neanche sto a guardare. Questo lo mettiamo qua. Ok, molto bene. Collector Booster qua. Cominciamo dalle terre base. Ne abbiamo una quantità infinita. Possiamo vedere, eccole qua. Tutti i colori ovviamente. E buono, queste sono le terre. Questo non ci serve. Bene. Qua abbiamo già qualcosa di molto succoso. Stiamo attenti. Eccola qua. Eccolo qua. Frodo. Questo è il Frodo, la versione più forte. Ho già creato un mazzo con Frodo, Sam, l'anello, tante belle cosine. Sam, tanta roba. Gollum, e questo molto cioè mi piace molto forte, e soprattutto il secondo anello, The One Ring, e si gode ragazzi. E qua abbiamo le terre invece foil, eccole qua, stesse terre di prima ma in versione foil. Ciao, adesso queste le mettiamo in perfect. Ok, avere il secondo anello mi gasa. E adesso sarebbe bello trovarne anche un altro, magari anche nella diciamo versione normale che vale anche di più.
Poi ci sono anche, ecco, gli orchetti che sono forti e soprattutto hanno anche un valore, che per carità. Guarda che belle che sono ste carte, cioè. Ok. Perfetto, creiamo la... Eccolo qua, dovrebbe essere così. E qua abbiamo creato la... Vediamo un attimo. Eccola qua. Perfetto. Buono, buono, buono. Ok. Bene, possiamo cominciare. Primo pacchetto. Le migliori sono alla fine. Qua ci sono anche, diciamo, queste carte che possono essere firmate, non valgono un cazzo, ma va bene. Allora, subito palude foil. Allora. Ok. Cerco già di metterli in ordine così poi faccio prima. Poi abbiamo un po' di nero. Questi sono quelle, diciamo, più scarse. Possiamo andare anche un po' più veloci. Oh, bella, questa mi piace, che se non vale niente mi piace. Ok. Oh, Gandalfone in versione, diciamo, alternativa. Subito pezzone. Subito pezzone. Questa è la terza che ho. E qua, raga, la carta anche mi sembra una delle migliori. Diciamo su tendenza di prezzo 18 euro, raga. Subito colpo bomba, raga. Subito colpo bomba. Sì, godo. Queste le dividiamo. Aspetta un attimo. Scusate un attimo, ragazzi, non sono abituato a fare allora, doppio colore, artefatto. Ok, nero. Nero, nero, nero. Scusate, raga. Rossi la mettiamo qua. Gli artefatti qua. Abbiamo ancora una carta. Eccola qua. Niente di speciale. Però partiamo a bomba, raga. Mamma mia, che partenza, signori. Partenza devastante. Subito una bella, una delle migliori carte. 18 bomba. Allora. Qua non abbiamo la firma. Altra palude. Ok. Ok. Tanto nero, tanto nero. Verde. Lo mettiamo qua. Insomma, dove cazzo guardare? Verde. Qua abbiamo bianco. Blu. Qua niente di eccitante. Oh, Galadriel. Questa però non credo, tanto mi sto guardando anche su Magic Market, perché ovviamente non mi ricordo, no, non volevo un cazzo, vabbè. Però è bella, quindi te la godi. Buono. Un altro Legolas in versione foil, mi piace, mi piace, mi piace. Se trovo Legolas io sono felice, scusate perché mi sta accadendo di tutto, oh, madonna. Io e gli unboxing siamo la cosa più oscena che il mondo abbia mai creato. Andiamo avanti. Dai, un bel anello, cacchio. Non è firmata. Ok, terra. Blu. Queste non le faccio vedere perché sono veramente, diciamo, le comunacce, che però qualche comunaccia che a me piace c'è. Blu. Verde. Ok. Ok. Niente di eccitante, questa ce ne ho già, ma beh, è bella da vedere, ma niente di speciale. Qua Sauron, no, che questa non dovrebbe essere un granché, infatti, però bella. E qua abbiamo un rosso, diciamo questo è un mazzo un po' così, un mazzo un po' così. Diciamo che questo qua è bello, volevo assolutamente altre due, cioè
un per due di tutte queste carte, quindi questa è già la cosa più fondamentale in assoluto. Poi ho trovato anche un bel elfo, cioè beh, scusatemi, che per me è un elfo, ma in realtà no, è un cittadino porco. Andiamo avanti, è un cittadino becero. Dai, un Orcish Bowmaster, cavolo, un Nazgul, come cazzo sì, un Nazgul, che insomma non sono male, ne ho solo uno. Rosso, niente di che. Niente di che. Niente di che. Niente di che. Questa niente di che. Una miticaccia, ma una miticaccia che non dovrebbe valere molto, infatti non è nella prima pagina, però è mitica, ciao. E qua una foil leggendaria rara. Ok, bella, bella. Non buttiamo via nulla. Fatto una mitica, trovare un'altra mitica la vedo un po' dura. Ci siamo forse giocati lo slot mitico, però non si sa mai. Le terme penso che ce le abbiamo tutte, benissimo. Ok, bello. Ottimo. Un olifante, godo. Niente di eccezionale. E anche qua niente di incredibile, con una carta della lista. Che non so onestamente se possa avere un valore, non credo. Dai, un'altra bombetta prima della collector. Regalami la seconda bombetta. Il bombettone. Buono. Altre terre, ormai le terre non so più dove mettermele. Se vendo tutte le terre anche a 0,50 centesimi divento milionario. Un biancotto. Un verdotto. Questa è bella da vedere ma non ha un valore. Oh, Nazgul, godo. E siamo sui 7 euro probabilmente. 10 euro, bella, madonna, sta andando veramente bene. Molto good. Qua questa no, questa non penso abbia un valore assolutamente. E questa è bella solo da vedere. E qua abbiamo, cazzo, questa è una rara così, non so se ha valore, non mi ricordo, su queste carte qua onestamente non saprei dire. Qua non c'è un cazzo. Altra terra. Vai. Dai, un orchetto, cazzo, non riesco a trovare neanche uno. Oh, bella, questa è bella da vedere. Niente di che, bella, questa è bellissima da vedere, però vabbè, questa ci serve, pedina, questa è veramente faiga. Ok, scusate, qua un po' di casino. Ok, ultimo pacchetto e dopo abbiamo quello speciale. Sono molto soddisfatto sinceramente, già così. Ok, altra terra. Ok, artefatto, ma non è l'artefatto che vogliamo. Terra. Sorcery. Terrafare. Niente, un po' di leggende. Qua abbiamo una foil un po' così. Ok raga, andiamo con il, diciamo, il pacchetto interessante. Speriamo di avere un po' di culo. Ah sì, questo è praticamente impossibile da aprire. Un attimo solo.
Cioè qua ragazzi, possiamo trovare di tutto. Cioè, possiamo trovare anche roba veramente pesante. Però ci vuole culo. E io tendenzialmente non ho un culo devastante su ste cose, raga, lo confesso tranquillamente alla dogana. Anche perché ho preso 2 di queste, ho preso 2 collector, ho trovato un cazzo, ho trovato di più su ste qua e sui set booster. Ok, allora, 1, 2, 3, 4, 5, terra foil. Merry così bella ma non succosa. Sharon, anche questa credo sia niente di che, infatti. Bella però, mi manca probabilmente. Però niente. Nulla ragazzi. Oh, questa non so. Vediamo. Non mi ricordo ragazzi. No. Siamo 2 euro questa versione qua. Sì, 3 euro, scusate, forse la versione un po' di più, ma non credo tanto di più. Nulla di che. Bella questa, bellissima da vedere, ma inutile. E niente ragazzi, dai. Purtroppo non arriva l'Orkish, non arriva l'anello, anche se l'abbiamo già. Qua abbiamo un token foil, però non mi lamento, non mi lamento. Assolutamente non mi lamento. Raga, saluto il comandone veneziano. Primo unboxing su Magic the Gathering, diciamo, a parte quello che ho fatto negli acquisti. Ma niente, è andata bene, alla fine sono soddisfatto, comunque quelle che volevo sono queste, con in assoluto questo. Ciao!